Va ora in onda Pop Economia. Soldi, 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 quanti soldi, lodati siano i soldi, i bene amati soldi, perché chi ha tanti soldi vive come un pascià e a piedi caldi se ne sta. Viva i soldi! Buon viaggio, che sia un'andata o un ritorno, che sia una vita o solo un giorno, che sia per sempre un secondo. L'incanto sarà godersi un po' la strada, amore mio comunque vada, fai le valigie, chiudi le luci di casa. Coraggio, lasciare tutto indietro e andare, partire per ricominciare, che non c'è niente di più vero di un miraggio, e per quanta strada ancora c'è da fare, amerai il finale. Share the love, share the love, share the love, share the love. Buongiorno Alessandra, Pop Economia Rumore. Lascio subito il numero WhatsApp per chi volesse scriverci: 340 670 9659. A te la linea, Alessandra. Grazie Natalia, è un piacere ritrovarti, è un piacere ritrovarvi qui a Milano martedì 16 giugno ed è ancora Pop Economia Rumore. Siamo insieme, Natalia vi ha ricordato il numero telefonico per mandare messaggi, scriveteci, risponderemo a tutti i vostri messaggi e saremo sempre un pochino più vicini. E allora cominciamo dalle buone notizie, c'è intesa USA-Iran, riapre Hormuz, avete sentito, Trump canta vittoria, felicissimo ad Evian, accolto dal cerimoniere Macron, lo vediamo tra poco nella seconda parte. E intanto la buona notizia è che il petrolio scende, mentre la cattiva, da noi l'inflazione sale e a maggio raggiunge il 3,2% su base annua, stime Istat proprio poco fa, cioè il livello più alto da settembre 2023, ovvero, ve lo traduco ancora meglio, in appena 3 mesi, da febbraio a maggio, le famiglie italiane hanno visto ridursi il proprio potere d'acquisto di circa il 2%. E a quattro ruote come si va? Come si va sui carburanti, la benzina che sale, e a quattro ruote i lavoratori come stanno? Come stanno i nostri lavoratori di Stellantis per esempio, e come stanno i lavoratori di Electrolux? E allora so che sta partendo anche lui, è in procinto di viaggiare e vedremo un po' come sarà il finale, come dice Cremonini, e do il ben ritrovato, sempre prezioso, sempre presente, al segretario nazionale dell'UGL Metalmeccanici, Antonio Spera. Segretario, è in linea? Sì, buon pomeriggio, grazie dell'invito. Lei è in partenza, giusto? E sta andando, mi par di capire, a Forlì. Esatto? Positivo? Sì, siamo in partenza per andare a Forlì perché domani mattina iniziamo il giro di assemblee all'interno del sito produttivo di Forlì, di Electrolux. Ecco qui, e allora come stanno le cose su Electrolux? Perché apprendo da notizie qui freschissime, Electrolux sospende il piano licenziamenti e queste chiusure per 50 giorni. Cioè questo esito, diciamo così, positivo, semipositivo, ma voi sindacati però non siete contenti di questo. Com'è la situazione? Ma intanto diciamo che un risultato è stato raggiunto perché l'azienda ieri all'incontro con il ministro Urso ha dichiarato pubblicamente, dopo un giro di tavolo praticamente, dove noi abbiamo dichiarato le nostre perplessità per la procedura unilaterale che aveva portato avanti l'azienda, di iniziare un ragionamento a bocce ferme, quindi di non procedere unilateralmente. Quindi diciamo un passo avanti comunque è stato fatto, però sappiamo bene, quando lei dice i sindacati non è che siano tanti contenti, qualcuno ha cantato vittoria, ma io credo che la vittoria, se si canterà alla fine, i cavalli si vedono quando arrivano sul traguardo. Sappiamo bene che sarà un percorso molto difficile e molto complicato. Intanto abbiamo
calendarizzato già le prime 5 date per l'incontro per entrare nel merito della discussione, quindi abbiamo chiesto a Electrolux di sospendere tutte quante le procedure perché noi con una pistola sul tavolo non giochiamo, quindi è giusto insomma togliere tutto dal campo e iniziare a fare dei ragionamenti per capire quali sono le condizioni e quali potrebbero essere le soluzioni. E fatto sta che comunque tutte quante le regioni coinvolte hanno dato un parere positivo per quanto riguarda un sostegno praticamente anche in termini diciamo di investimenti per quello che compete alle regioni a sostenere la filiera degli elettrodomestici. La stessa cosa ha fatto il governo anche attraverso un qualche cosa che naturalmente dipenderà anche dall'Europa, perché l'Europa dovrà sicuramente iniziare a creare delle misure che proteggano i prodotti europei. Delle misure salvagente. Ecco, segretario, per far capire ancora meglio a chi ci ascolta, queste 1700 persone, avevamo detto con lei 2 puntate fa, a rischio licenziamento, è stata fermata questa idea di licenziare queste 1700 persone e chiudere gli stabilimenti? Per ora rimane congelata questa idea? Per ora sul tavolo non c'è più nulla, non c'è né la chiusura dello stabilimento delle Marche e nemmeno praticamente i 1700 esuberi in questa fase. Però sappiamo bene che quanto è stato proposto da Electrolux sicuramente verrà riportato sul tavolo in altri termini. Poi dobbiamo capire quali termini porterà, quali saranno le condizioni e che cosa riusciranno a fare le regioni e il governo, e naturalmente anche attraverso un qualche norma in Europa che garantisca i prodotti europei, perché da soli sicuramente non si va da nessuna parte. Abbiamo purtroppo dei prodotti che arrivano da paesi asiatici che sono molto concorrenziali. Abbiamo un problema di energia elettrica che vanno anche a impattare gli stabilimenti anche in minima parte, se parliamo di quelli di Electrolux, però di elettrodomestici italiani, ma anche di Electrolux. Però è chiaro che bisogna creare le condizioni per far sì che queste aziende praticamente rimangano nel nostro paese e possano produrre ed investire soprattutto sull'alta gamma, perché se abbiamo detto che l'Italia è un paese con know-how abbastanza importante e quindi l'alta gamma è quello che mantiene in piedi la produzione, e poi non è che l'azienda può dichiarare 1700 esuberi la chiusura di uno stabilimento. Capiamo che gli elettrodomestici sono in affanno, come sono anche le altre case produttrici in Europa, per questo c'è bisogno di intervenire sia attraverso delle norme europee che il governo sta cercando di portare avanti già delle prossime settimane, ma innanzitutto di creare le condizioni che Electrolux inizi un ragionamento a bocce ferme senza licenziamenti e senza chiusure di stabilimenti. Perfetto, allora dal caso Electrolux lei mi dica quando ci deve lasciare, perché so che è un treno in partenza, io la libero non tanto contenta perché è sempre importante parlare con lei, ma lei mi dica pure e così gli possiamo augurare buon viaggio. Allora vedremo quale sarà il finale, per riprendere la canzone di Cremonini, inizio trasmissione su Electrolux. Stiamo parlando, lo ricordo, della fabbrica di Cerreto d'Esi in provincia di Ancona, il gruppo svedese che ha previsto questo taglio così copioso, così brutto di queste persone che stanno lavorando, tantissime, un taglio molto forte, tante persone, e vedremo come finirà. Da caso a caso, un caso tutto italiano, con lei ne abbiamo parlato tante volte, il caso Stellantis. Domani c'è un'audizione importante e l'audizione è quella della Di Filosa alla Camera. Come stanno le cose? Perché anche lì i sindacati, voi dell'UGL, insieme a tutti gli altri sindacati, siete in sommossa. Stiamo parlando di ovviamente Stellantis, l'ex Fiat. Domani c'è la Via Crucis, diciamo così, è la settimana della verità, come è stata definita, la settimana romana di Stellantis. Lo ricordiamo, ieri il capo per l'Europa Cappellano ha illustrato ai rappresentanti dei lavoratori il piano presentato a Detroit. E domani, lo ripeto, Filosa sarà in commissione congiunta Camera e Senato. Quali sono gli stabilimenti che stanno soffrendo di più? Molta sommossa c'è a Cassino, in provincia di Frosinone. Ci dica lei, ci aggiorni su questo. Ma intanto noi abbiamo convenuto quanto diceva lei poc'anzi, che abbiamo 2 stabilimenti che sono fortemente impattati, uno è di carrozzerie e l'altro è di meccanica. Naturalmente quello che ci preoccupa è lo stabilimento
importante del Lazio è quello di Cassino, che viene attenzionato perché in 4 mesi i lavoratori hanno lavorato mediamente 20 giorni in 4 mesi, quindi la dice lunga le ricadute che ha questo stabilimento, anche perché non c'è un prodotto nuovo, quindi praticamente va a impattare fortemente sulla produzione e soprattutto a pagare le spese sono sempre i lavoratori. Ieri il dottor Cappellano ha confermato l'impegno da parte di Stellantis sullo stabilimento di Cassino, che ha ribadito che tutti quanti i stabilimenti sono fondamentali, tra cui anche Cassino avrà una centralità. Si sono presi tempo entro fine anno, non a fine anno, ma entro fine anno, di decidere quello che succederà sullo stabilimento di Cassino. Decidere perché loro stanno valutando anche una joint venture. Noi sappiamo che Stellantis già ha una joint venture con Leap Motor, però non c'è uno stabilimento italiano che produce con una joint venture con Leap Motors, quindi potrebbe essere. Stellantis ha anche tranquillizzato, dicendo punta 5 miliardi, leggo qui sull'Italia, e l'investimento è destinato alla ricerca. L'ha detto Cappellano, no? Ieri nessuna fabbrica sarà chiusa, dobbiamo crederci? Sì. Io credo che comunque non sarà chiusa nessuna fabbrica. Termino il ragionamento su Cassino, perché Cassino potrebbe essere interessato o da una joint venture, o se non ci sarà una joint venture Stellantis proseguirà da solo. Al momento sembra che vorrebbero legare 2 nuovi prodotti di un marchio abbastanza importante, che potrebbe essere quello della Maserati, sullo segmento sullo stabilimento di Cassino, però è in attesa di capire gli sviluppi, se ci sarà una joint venture che potranno collocare ancora qualche altra vettura o di andare da soli soltanto con il marchio Maserati. Questo lo vedremo nelle prossime settimane. Al momento non ci sono ancora sviluppi. 5 miliardi di investimento, come diceva lei, per la ricerca e sviluppo sono fondamentali per il nostro Paese. Questo conferma l'attenzione che ancora oggi Stellantis nel nostro Paese, tra cui c'è lo stabilimento di Mirafiori, dove sono stati messi circa 600 lavoratori in somministrazione, in più sono stati assunti circa 220 nuovi ingegneri che arriveranno entro il 2026 a 300 ingegneri, e lo stabilimento di Mirafiori ha la piena occupabilità in questo momento, quindi diciamo che sulla 500 il primo quarter rispecchia gli andamenti e le prospettive. Sono state prodotte in 4 mesi circa 31-32 mila vetture, quindi diciamo che almeno sul primo quarter ci siamo. Quello che a noi che poi preoccupa l'altro stabilimento è quello di Termoli, perché ieri ufficialmente Stellantis ha dichiarato che non ci sarà più una gigafactory nel nostro Paese, perché non ci sono le condizioni, il mercato non ha ancora predefinito l'andamento verso l'elettrificazione accelerata, quindi ha una battuta praticamente di ripensamento, quindi rimane lo stabilimento con la joint ventures in Francia come gigafactory, joint ventures in Spagna con la Gigafactory, e il completamento della Gigafactory, praticamente quella con ACC in Francia. Quando ci saranno le condizioni che aumenteranno i volumi dell'elettrico, potranno anche ripensare di fare un impianto anche in Italia, anche se in questo momento hanno fatto anche riferimento che comunque il costo dell'energia nel nostro Paese è sempre alto anche rispetto agli altri paesi. È superiore alla media europea, no? L'abbiamo detto tante volte, il costo dove si chiamano le bollette più care d'Europa e dove il costo dell'energia è superiore alla media europea. E allora, segretario, io la lascio, lei ha un treno, sta partendo il suo treno, sta passando, siamo in tempo reale, mi dica un po'. È un po' in ritardo, però arriverà, partirà con 15 minuti di ritardo. È un po' in ritardo, ma arriverà, e a noi ci ha fatto gioco tutto questo, perché abbiamo avuto modo di sentirla e di sentire tutte le notizie e le news. Vi devo lasciare, vi ringrazio dell'invito come sempre, mi auguro buona giornata e buona trasmissione a tutti. Buon pomeriggio, buon viaggio, come dice la canzone di Cremonini, e per sapere del finale io la reinviterò sicuramente presto, si tenga pronto, mi raccomando. È un piacere. A presto, in bocca al lupo. E noi torniamo sempre per sapere quale sarà l'altro finale dell'economia, quale sarà l'altro finale della produzione industriale. E è qui, c'è un gran maestro che ci aspetta,
un maestro che ci accompagna sempre. Sentiamolo tra poco. Natalia, passo a te e poi tu ripassi a me e insieme continuiamo la trasmissione. State con noi, Scompare e l'orizzonte è verticale, ma nelle foto hai gli occhi rossi e vieni male. Coraggio, lasciare tutto indietro e andare, partire per ricominciare, che se ci pensi siamo solo di passaggio, e per quanta strada ancora c'è da fare, amerai il finale. Share the love, share the love, share the love, share the love. Di nuovo a te la linea, Alessandra. Grazie. Allora il Gran Maestro, che non è il cerimoniere Macron, che sta proprio lì come presidente, insomma, di questa nuova sessione a Devian a ricevere tutti, no, lui è veramente un Gran Maestro dell'economia ed è Nino Sunseri, giornalista economico della Verità e Panorama. Nino, dici tutta la verità, nient'altro che la verità. Caro Nino, come stai? Bene, grazie. Poi quando sto con te ancora meglio. Che bello, Nino, la un tua gran compagnia maestro, ancora meglio. Ecco. Un gran galantuomo. La compagnia più bella è quella delle nostre ascoltatrici e ascoltatori che ti aspettano per sapere tutto e di più dell'economia, come tu con grande onestà intellettuale e grande competenza economica ci racconti sempre. E allora hai visto, Nino, che cosa sta succedendo? G7, dicevo, Macron che fa il gran cerimoniere, ha messo addirittura su una canzone per ognuno dei grandi leader. Per Meloni ha messo felicità, di Romina Albano, le ha dedicato felicità. Meloni che adesso sta cercando di parlare con Trump, ho visto poco fa il video mentre ti aspettavo, ed è un incontro di chiarimento, abbiamo sottolineato, dicono le agenzie, la centralità dell'Occidente. Insomma, Trump era un pochino scuro in faccia, devo dirlo, era molto, insomma, lui così, e lei è stata bravissima nel cercare di parlare con il presidente americano. Tante cose stanno succedendo anche a livello economico, perché ovviamente con la chiusura di Hormuz il petrolio sta scendendo, ma poi non è una gran novità, perché tu ce l'avevi detto che era un po' un grande bluff. In fondo il petrolio non è sceso mai, sale invece la benzina. Come la vedi, Nino? Commentiamo questo piccolo quadretto di giornata e poi andiamo oltre. No, sta succedendo quello che ci siamo detti tantissime volte, cioè che il petrolio era una fiammata e che poi sarebbe tornato indietro e la discesa non si è ancora fermata. Il disallineamento tra prezzi della benzina e prezzi del petrolio è che le serie storiche su cui si basa il prezzo della benzina sono appunto serie storiche, non tengono conto di quello che sta succedendo in queste ore, ma comunque insomma, in queste settimane ne abbiamo sentite tante di stupidaggini, il prezzo del petrolio a 120, qualcuno a 200, che quest'estate sarebbe mancato il cherosene, che i voli erano a rischio, tutte clamorose stupidaggini. Clamorose balle, ma la verità è che il petrolio poi in fondo non è mai salito, e tu ce l'avevi detto dall'inizio quando si faceva del terrorismo. Questo lo voglio ricordare sempre, lo ricordate voi cari amiche e amici, Nino ce l'ha sempre raccontato, tutte stupidaggini. Invece quello che sale è la benzina. Istat, non ti sarà sfuggito poco fa, e ci ha detto sì, insomma la benzina sale perché siamo al 3,2%, lo dicevo in apertura di puntata, 3,2% su base annua, stime Istat, e il livello più alto dal 2023, cioè lo traduciamo questi mesi, proprio questi mesi di poco fa, da febbraio a marzo, c'è stata un'impennata e soprattutto le famiglie italiane stanno sempre vedendo ridursi di più il potere di acquisto, siamo circa al 2%. E quel che ci è molto caro e quel che ci importa è quando noi andiamo a fare benzina, Nino, no? Perché la benzina cresce. Questo è un problemino, un problemaccio. Sì, ma ti stavo dicendo, sono soltanto gli effetti di disallineamento, nel senso che il prezzo della benzina e anche l'inflazione tengono conto di quello che è successo ieri
ma di quello che è successo oggi e soprattutto di quello che succederà domani non lo vedono ancora, ovviamente. Quindi sono tutti fenomeni più o meno legati alla contingenza, dici tu, legati alla contingenza. Sì, a quello che è successo, cioè al fatto che il prezzo del petrolio per via della guerra è andato da $70 a 100-110 e quindi l'inflazione e i prezzi della benzina tengono conto, cioè sono riferiti a questa fiammata. Adesso che la fiammata si spegnerà, tutto questo è destinato a rientrare. Poi si potrà discutere se la benzina sale o scende, cioè quando il prezzo del petrolio sale, la benzina è immediatamente sensibile a questa variazione. Quando il prezzo del petrolio scende, la sensibilità diminuisce, quindi, però questo è un altro discorso che non c'entra con... certo. Adesso i prezzi scenderanno, ma è ovvio che scendano nei prossimi mesi. Ho capito, il tuo ragionamento è molto chiaro. Io dicevo questo proprio per sottolineare il fatto che noi tutti consumatori, nessuno escluso, siamo sensibili quando andiamo alla pompa di benzina, siamo lì a vedere quanto è la benzina, perché oggi 10 euro, 20 euro di benzina non bastano più a far nulla, neanche i piccoli tragitti vicino a casa, no? So che tu la macchina non la usi perché tu sei molto avanti, Nino, però diciamo che soffriamo un po' tutti di questo, no? E prima di te, caro Nino, stavo parlando con il segretario nazionale dell'UGL Metalmeccanici Antonio Spera, qui è di casa, mio ospite, nostro ospite sempre, e parlavamo, diciamo così, non faccio un volo pindarico, vado dalla benzina alla produzione industriale. Perché? E le 4 ruote, no? Le 4 ruote, come si va a 4 ruote? Non si va tanto bene, non soltanto per i rincari, ma perché c'è la crisi Stellantis. Domani ci sarà un incontro in commissione, andrà la D di Stellantis Filosa alle commissioni congiunte di Camera e Senato, e ieri Cappellano, il capo per l'Europa, ha illustrato ai rappresentanti dei lavoratori il piano e ci raccontava il segretario i punti sensibili, Melfi, Cassil, tutti i vari poli. Come la vedi questa cosa di Stellantis? Tu ce l'hai detto tante volte, ne abbiamo parlato tante volte, però poiché siamo sulla notizia volevo da te un commento, perché anche i sindacati non sono molto contenti e invece Stellantis sta puntando a, diciamo così, rifocillare un po', ha stanziato una cifra abbastanza cospicua, 5 miliardi mi sembra per i poli, no? Stai seguendo tutto questo, come la vedi? Sì, certo. La vedo che intanto la produzione industriale sta riprendendo, perché la produzione di auto è in forte recupero, e quindi se il giorno in cui, quando accadrà, e se mai accadrà, l'Ilva di Taranto dovesse mai ripartire, la produzione industriale salirà ancora. Cioè ci sono alcuni pesi massimi dell'industria italiana, di cui uno è l'auto, l'altra è l'acciaio, che ovviamente spostano in alto e in basso l'andamento della produzione industriale. E questo quindi è per cui anche lì, quando nei mesi scorsi la produzione industriale crolla, la produzione industriale crollava perché scendeva la produzione di auto e perché praticamente hanno chiuso È chiaro. E questo è il discorso. Il futuro è purtroppo non facile, cioè l'industria dell'auto, cioè il modello di sviluppo, che non è solo italiano ma è europeo, perché è italiano, è tedesco ed è francese, basato sull'industria dell'auto, purtroppo è destinato a ridimensionarsi e a calare un po', perché la domanda di auto è destinata inevitabilmente a scendere. Io non ho l'auto, ma vedo per esempio la diffusione qui a Milano enorme
delle auto, del car sharing, delle auto car sharing, sì. Cioè quello lì sono fenomeni di lunghissimo periodo, ma inevitabili, cioè l'acquisto dell'auto come tale è un investimento enorme, con costi enormi, di cui non se ne vede la necessità, cioè ci possono essere altre forme di utilizzo delle quattro ruote, però attendere le quattro ruote, almeno in Europa, sono un'industria che piano piano andrà a ridursi, perché la domanda di automobili lentamente, con tutte le, e a questo poi aggiungi ovviamente l'invasione delle auto cinesi, non c'è moltissimo cioè le auto cinesi costano poco, costano molto meno delle concorrenti europee. Dopodiché non tocca a me, tocca ai governi vedere se per caso non sia il caso di porre un rimedio, però se tu poni un rimedio per limitare le vendite e le importazioni di auto cinesi, comunque fai un danno ai consumatori che certo, un danno ai consumatori, certo, e anche la produzione industriale. Un'auto a prezzo più contenuto. Certamente. Allora, sono le 16:27, se sei d'accordo stiamo un altro minuto insieme, poi andiamo in pausa un po' prima e poi siamo anche 5 minuti dopo rumore, così terminiamo il discorso, perché vogliamo fare un discorso più organico, se sei d'accordo, Nino. Ci sei? Sei d'accordo con me? Sì, certo. E allora? Sono sempre d'accordo con te, qualunque cosa tu mi proponga. Insomma, sempre perché sei un galantuomo, è sempre per quello. E comunque andiamo avanti e diciamo che allora il lavoro scende nei poli industriali, nella grande industria, perché i lavoratori sono in sommossa, i poli diciamo di Stellantis, ne parlavamo con il segretario Spera, sono così messi molto male, sono un po' dimezzati. La domanda di auto, come dici tu, è destinata a scendere per i motivi che ci hai spiegato chiaramente. Poi ci sono i numeri dell'inflazione, c'è la paura, no? Lo spettro dei rincari, e però noi dobbiamo preoccuparci, Nino, dell'efficienza energetica. Questo è un discorso complesso, l'abbiamo fatto tante volte, e io stavo guardando qui, voglio condividere con te questa notizia, che l'efficienza energetica è un tesoro, rappresenta un tesoro da 17 miliardi. C'è questo tesoro, ma può crescere. Chi lo dice? Uno studio un report che ci parla di investimenti, di pubblica amministrazione, di industria e di terziario, e dice così: l'efficienza energetica è guidata, è compresa in tutte queste cose che ho nominato, questi elementi che ho nominato: pubblica amministrazione, industria, tesoro. Ha un ruolo più centrale, ci sono anche in mezzo le energie rinnovabili, ma vediamo come può crescere. E allora io vado un attimo in pausa, 16:29, rimani lì Nino, mettiamo la sigletta e poi torniamo 5 minuti, che sono pochi ma sono tanti in radio, per parlare di questo tema efficienza energetica, quella che noi non abbiamo. Ok? Ci sei? E aspettaci, ci ritroviamo. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi. Radio Libertà non ha filtri né censure, ascolta la gente e parla come la gente. Stanco di perderti i tuoi programmi radiofonici preferiti? Vorresti la tua musica, le tue voci amate sempre con te, ovunque tu vada? Radio Libertà, l'applicazione che trasforma il tuo smartphone e tablet nella tua radio personale. Scaricala ora, è gratis per i dispositivi Android e iOS. Avrai tutta la programmazione quotidiana di Radio Libertà a portata di mano. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio.
Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Va ora in onda Rumore. Children are created, the other half right away, taking all the cash and leaving you with the lumber. Got a pain in the chest, doctors on strike, what you need is a rest. It's not easy, love, but you got friends you can trust. Friends will be friends when you're in need of love. They give you care and attention. Friends will be friends when you're through with life and all hope is lost. Hold out your hand, 'cause friends will be friends right till the end. Di nuovo a te la linea, Alessandra. Rieccoci, Friend with the Friend dei Queen. In realtà questo brano l'avevo messo su ideato per dedicarlo a Emmanuel Macron e Donald Trump, che sono adesso, sembrano essersi ritrovati in varie battute, cioè l'uno ha bisogno dell'altro, sembrano grandi amici. Nino, ci sei? Cosa dici di questa amicizia? Sì. Mettiamo una chicca di giornata, battute, provocazioni e tanta diplomazia, tanto savoir-faire da parte di Macron con Trump. Cerca di recuperare il ruolo di Donald Trump, insomma la simpatia di Trump, Macron, no? Il gran cerimoniere di Evian del G7, perché forse ha capito che ha bisogno di Trump e dell'America, di questa non ostilità. Io direi, Nino, questione di feeling o questione di pille? Vedi un po' se la battuta ti piace. Storicamente la Francia è l'unico paese europeo che non ha mai fatto la guerra con gli Stati Uniti. La Statua della Libertà, che sta a New York, è un regalo della Francia. Durante la guerra la rivolta degli americani contro gli inglesi, una delle brigate cioè la Francia mandò delle truppe comandate da Lafayette, cioè, perché stiamo parlando di roba di 250 anni fa, e quindi poi questo per dire che comunque storicamente i rapporti tra Francia e Stati Uniti sono sempre stati formidabili. Anche per una questione di PIL, Nino, no? Stavo leggendo una notizia. Nel 1957 il PIL, scusami se ti interrompo, nel 1957, anni 50, il PIL degli Stati Uniti contava per il 45% del totale, oggi è al 57%. Non sarà che c'è questa notizia economica alla base di tutto, per cui Macron ha capito che deve andarci piano con Donald Trump, e Donald Trump ha capito che ha bisogno della Francia e in qualche modo anche dell'Europa? Sì, ma ti dico, i rapporti tra Francia e gli Stati Uniti sono sempre stati storicamente, diciamo che sono due paesi che comunque hanno sempre avuto del feeling, bene o male, poi ci possono essere delle alti e bassi, come si chiama. La Francia è l'unico paese europeo che non ha mai fatto la guerra agli Stati Uniti. La roba può avere un senso, può avere importanza, può avere non importanza, per carità, però questo è la storia ci dice, ci insegna questo, perché sono delle sensibilità più o meno
immediate dal punto di vista umano, personale, tutto quello che vuoi, però insomma Francia e Stati Uniti sono sempre stati molto affini e vicini. Molto affini, Nino, molto affini, sì. E allora, ricominciamo da dove ci eravamo lasciati. No? Ho fatto una piccola digressione perché il quadretto di giornata mi piace molto, anche il quadretto Donald Trump-Meloni. Cosa ci dici su questo? E poi ritorniamo. Questo ritrovato feeling, è un ritrovato feeling secondo te o soltanto una facciata? Gli europei gli stanno mandando a queste forze di sminamento a Hormuz. Tra l'altro la Marina italiana dispone per questo specifico lavoro di sminamento di imbarcazioni che abbiamo soltanto noi, per cui quando sempre a dire siamo gli ultimi nella classe, no, non siamo gli ultimi nella classe. Bene, questa è una bella notizia, ecco, ricordiamolo. Dico sempre andarci a sbattere la testa, siamo gli ultimi, no, non siamo gli ultimi, le navi italiane a Trump servono perché per fare quel lavoro lì di sminamento lo sappiamo fare, cioè non è che lo sappiamo, siamo gli unici che abbiamo delle imbarcazioni, delle navi militari in grado di fare questo, di farlo. Di farlo, per cui come dire, quindi siamo importanti, siamo utili, anche questo Trump lo sa, no? L'Italia è importante, certo che lo sa. Bene. Allora ritorniamo da dove ci eravamo lasciati prima della pausa. Efficienza energetica, questo è un tema che ci sta molto a cuore. Un tesoro, dicevo prima, da 17 miliardi, ma può crescere. Questo studio è uno studio di energia per competere, è stato realizzato da Edison Next Engie, Renovit e Veolia con il supporto di Bain & Company Italia. È un report interessante perché dice così: alla base di tutto c'è la pubblica amministrazione, l'industria e il terziario, con un ruolo sempre più centrale delle energie rinnovabili, cioè abbiamo questo tesoretto come lo vogliamo chiamare, ma nel 2025 gli investimenti nello sviluppo del sistema energetico italiano sono stati pari a 17 miliardi, ma questo mercato è ancora molto lontano dal suo potenziale. Allora la domanda semplice, secca, molto pop, Nino, però giusto per capire, per darci un po' il polso della situazione. E quanto manca diciamo così, ad arrivare a questo potenziale, perlomeno ad inseguire, perlomeno a starci un pochino vicino, perché qui noi parliamo tanto di Stati Uniti, parliamo tanto di Iran, parliamo tanto di esteri, ma a casa nostra il problema si chiama proprio questo, efficientamento energetico, no? Dobbiamo comunque essere autonomi. Che ne pensi? Ma guarda che questa roba dell'efficienza energetica è l'unica strada possibile per abbattere la bolletta petrolifera. Voglio dire, io mi ricordo quando ero piccolo l'auto di mio padre, che era una 1500 tipica berlinona per famiglie, ma consumava 6-7 faceva 6-7 chilometri con 1 litro. Adesso le equivalenti di oggi ne fanno almeno 15, cioè ne fanno quasi più del doppio. Sì. Non c'è, cioè noi andremo comunque a petrolio e a gas ancora per tantissimo tempo. Per tantissimo. L'unica maniera per consumare meno gas e meno petrolio è rendere i consumi più efficienti. Tutto il resto sono poesie, cioè la transizione green, sì, bello, però chissà quando. Sono favole, insomma, per ora, no? E quindi dobbiamo. Favole. Il nucleare non esiste, cioè l'Italia non è morto il nucleare, perché vedo che anche Confindustria continua a parlarne. Cioè, il nucleare bisogna fare il funerale, è stato già fatto, allora perché continuano ancora a parlare di nucleare, Nino? Perché è bello parlarne, ma il funerale, lo stesso Pichetto ha detto che comunque sia bisognerà rifare un nuovo referendum nel 2027, nel 2028. Io voglio vedere
come finisce questo referendum, punto primo. Punto secondo, voglio vedere quale comunità, quale comune, quale regione, quale provincia accetterà mai di avere una centrale nucleare nel suo territorio. Non è pensabile. E ci puoi mettere tutte le garanzie che vuoi, terza generazione, quarta, 25esima generazione, tutto quello che vuoi. Il nucleare in Italia è morto. E quindi, È morto. Per il momento l'unica alternativa vera, praticabile, senza andare a inseguire i sogni della... E le chimere qual è? Le chimere è l'efficienza, cioè consumare meglio. Consumare meglio. Consumare meglio. E allora sul consumare meglio, sono le 16:41, io ti lascio Nino con dispiacere, ma ti ringrazio di questa bella conversazione, credo oggi abbastanza ampia, e ovviamente ti aspetto sempre qui. Quando vuoi, sei di casa, lo sai, e ci riaggiorniamo per ripercorrere, per riprendere questo filo, non rosso, ma un filo, il filo dell'efficientamento. Ti piace? Il filo dell'efficienza, perché noi siamo qui, siamo efficienti. Siamo sul pezzo, ok? Ok, perfetto. Okay. Grazie caro Nino Sunseri, grande giornalista economico, La Verità e Panorama, grazie di esserci sempre. Grazie a voi e buona serata a tutti, grazie. Buona serata. Rimanete con noi, che adesso abbiamo fatto il punto economico, ora passiamo al punto geopolitico. The postman delivered a letter from your lover, only a phone call away. You try to track him down, but somebody stole his number. As a matter of fact, you're getting used to life without him in your way. It's so easy now, 'cause you got friends you can trust. Friends will be friends when you're in need of love. They give you care and attention. Friends will be friends when you're through with life and all hope is lost. Hold out your hand, 'cause friends will be friends right to the end. A te la linea, Alessandra. Grazie Natalia, dalla regia. Tabella di marcia squisitamente milanese oggi, per cui i tempi sono davvero molto rispettati. 16:43, abbiamo tutto il tempo di tracciare il punto geopolitico con il professor Francesco Petricone, docente LUMSA, studioso dei fenomeni giuridici e politici. Lo conoscete ormai. Lei è in linea, vero professore? Pomeriggio. Buon pomeriggio. Allora, tempi milanesi, battute molto serrate, ma lei lo ha visto io ho messo Friends Will Be Friends dei Queen, mitica canzone. Sì. Perché Friends? Perché qui al G7 sembrano davvero tutti molto amici, con questa regia di Emmanuel Macron, di Vianney Ben, e tutti sono contenti, pare che le facce non siano poi così tese. Macron ha pensato bene di dedicare ciascuno una canzoncina. Per esempio, a Giorgia Meloni ha dedicato Felicità, e quindi ha postato anche su X il momento in cui ha accolto la nostra Presidente del Consiglio al suo arrivo a Evian. In sottofondo c'era il brano cantato da Albano, più italiano di così, e poi abbracci, immagini del Presidente e la consorte Brigitte, e ancora di più sta facendo col Donald Trump, lo ha infiorettato praticamente. Anche Donald Trump, devo dire che è stato molto morbido con Macron, gli ha ricordato, ha fatto leva sulla nazionalità, ha ricordato subito, si è congratulato per la vittoria del francese Cyril Gane. Ho letto un bellissimo pezzo oggi sul Corriere, nel combattimento delle arti marziali, e Macron ha subito ringraziato. E poi c'è questa spasmodica attesa per la cena di gala a Versailles. Insomma, professor Petricone, gli piace tanto a Trump la Francia, sta aspettando questa cena. Quanto gli piace essere riverito in terra francese e perché gli piace? Beh, a lui piace sempre essere, apprezzato, in qualche modo lusingato, perché è un
una figura che ha dimostrato di essere particolarmente sensibile a questo atteggiamento. Come lei ricordava, avete inserito questa canzone Friends, effettivamente sembrano tutti amici, quindi Sembrano tutti amici, no, di lo Macron. dicevo, la interrompo per dire questo, perché a Davos non andò così, e perché No. generalmente con Macron non ci si prende molto bene, Trump e Macron insomma non hanno un grande rapporto, tant'è che si è detto amici per forza. Allora io scherzavo con Nino Sunseri, giornalista economico che ci tiene spesso compagnia, con il quale conversiamo amabilmente, della Verità e Panorama, e dicevo ma è una questione di feeling o di PIL, perché visto quanto PIL fa gli USA, e tutti e due devono tener conto di questa realtà. E sì, è certamente una questione di PIL, ma anche una questione geopolitica, no? Ora che hanno riaperto Hormuz, ora che c'è questo accordo, come la vede? Ma sì, diciamo, intanto il padrone di casa Macron ci tiene a tenere fino alla fine Trump senza che vada via, proprio come è stato a Davos. Quindi la sede prestigiosa, elegantissima, vera di Versailles, e non in qualche modo ricostruita come sembra stia succedendo nella ballroom della Casa Bianca, è la sede ideale, dove tra l'altro fu siglato il trattato di indipendenza all'indomani, diciamo, 1780 circa. È anche vero però, diciamo, che da padrone di casa Macron vuole mantenere il punto e dimostrare che la Francia farà la sua parte. Trump ha detto non è necessario probabilmente che intervengano le navi per sminare lo stretto di Hormuz, però Macron ha detto a noi interessa comunque dimostrare di essere disponibili. Quindi in questo momento l'amicizia, l'essere amici, in qualche modo comunque anche lusingare Trump all'indomani del suo compleanno, però manifestare ancora una volta la presenza delle forze del G7, dei paesi europei del G7 che sono membri dell'Unione Europea. Ecco, è il momento in cui l'Unione Europea, in questo momento con i suoi Stati membri, serri le file perché questo possa realizzarsi in tempi brevi. Ecco, lei ha chiamato in causa l'Unione Europea e al G7 c'è questa intesa, finalmente, la tanto attesa intesa, vediamo se durerà, come durerà, quanto durerà. E l'Europa dice ma noi siamo pronti su Hormuz, anche la von der Leyen fa la voce grossa. Allora la domanda è sempre la stessa, è pronta l'Europa? L'Europa continua ad essere pronta con i mezzi che ha a disposizione, ha finalmente ribadito diciamo, l'avvio di questi negoziati per la Moldova e per l'Ucraina, dopo che l'Ungheria li aveva bloccati per diversi anni, e si trova in questo momento a cominciare anche a dare i primi finanziamenti all'Ucraina di questo mega diciamo, prestito di 90 miliardi di euro. È pronta anche l'Ucraina allo stesso tempo, perché Zelensky ha annunciato che ha una possibilità, dopo i diciamo, incontri che ha avuto con Trump, di poter produrre personalmente i Patriot, che voglio dire è un successo enorme avere la licenza per la produzione dei Patriot, che in questo momento sono essenziali. Abbiamo visto il disastro che sta combinando il presidente del paese aggressore dell'Ucraina, che se ricordiamo sempre è pluriricercato dalla Corte Penale Internazionale per i crimini di sequestro e deportazioni di migliaia di minori ucraini, che ha fatto bombardare anche un sito dell'UNESCO. Ora è chiaro che lui si cerchi di barcamenare dicendo non è stata colpa nostra, sono stati i Patriot deviati, ma se lui non avesse aggredito l'Ucraina senza nessun motivo non ci sarebbe stata questa distruzione ennesima di questo sito importantissimo. Allora, nella tanto attesa intesa USA-Iran, il Pakistan ha avuto un ruolo centrale, quello di mediatore, no? E il Pakistan ha detto chiaramente che questo accordo vincola anche Israele, il Libano, quindi Israele sia ferma in Libano, ma Israele non intende star ferma, l'ho detto chiaramente, e né Netanyahu né Hezbollah hanno partecipato a questo negoziato, per cui è il Pakistan che si è fatto mediatore. Ora, Trump, ovviamente, neanche a dirlo, parla di vittoria. Quanto ha vinto Donald Trump e secondo Trump
l'Iran riapre sì Hormuz, perché Hormuz è riaperto, e rinuncerà al nucleare. Quanto può essere vero questo? Quanto possiamo contare su questo e quanto ha vinto in questa partita Donald Trump? Beh, diciamo che ogni cessate il fuoco così prolungato e concretamente la riapertura venerdì dello stretto di Hormuz sono dati significativi. Tornando all'Ucraina, magari ci fosse un cessate il fuoco di 60 giorni da parte della Russia che sta continuando ad aggredire. Trump in questo senso ha vinto perché ha portato a casa una parte di quelli che erano i suoi obiettivi. Non sappiamo qual è il contenuto, il restante contenuto, fermato semplicemente, come si dice, per via telematica, no? Come se fossimo in un accordo, diciamo, sì, a firma distanza. digitale, Però, sì, come no, abbiamo visto, certo. Sì, però ecco, forse è la prima volta che succede a mia memoria, però è anche vero che non possiamo che restare a quello che le parti dicono. Il Pakistan, potenza nucleare, paese sciita, però con una presenza militare molto forte, molto amico degli Stati Uniti e ovviamente anche dell'Iran, si è fatto promotore di questa alleanza. Non dimentichiamo poi che al G7 sono stati invitati paesi che una volta erano considerati orbitanti nella sfera del paese aggressore dell'Ucraina, a parte l'Ucraina stessa, ma è stato presente anche la Siria, la stessa India. Ora, sono paesi che in teoria dovrebbero far parte di un'area contrapposta a quella del G7, no? Perché l'India è uno dei paesi fondatori della BRICS e in questo caso invece si trovano esattamente diciamo in un contesto in cui sempre più coinvolti sono per avere una sponda con i paesi cosiddetti occidentali, cioè i 7 paesi più industrializzati al mondo. Quindi in questo momento anche questo è un successo del G7, di Macron, di Trump, Macron che l'ha organizzato, Trump che ha partecipato e dovrebbe fermarsi fino alla fine. Sì, quindi questa volta si fermerà perché sto aspettando, come dicevo, la cena a Versailles e non sarà come l'altra volta, no? Non andò via e ricordiamo che Macron dovette giustificarlo, no? Perché lui andò via e poi lui dirà, dirà poi dopo, se lo ricorderà, insomma, ma sì, Macron è un bravo ragazzo, ma non capisce niente. Quindi, insomma, diciamo, questo misunderstanding, diciamo così, diplomatico, pare che questa volta lo abbiamo sfangato, no? Ma al di là di questo, torniamo alla canzone che ha aperto questo, al pezzo che ha aperto questa nostra finestra insieme, Friend Will Be Friend dei Queen, non a caso l'ho scelto questo pezzo. E sì, sembra il G7, scherziamo su, diciamolo in maniera pop, degli amici, dei friends, e il G7 ovviamente della tanta diplomazia. Per parlare di diplomazia e per parlare anche della nostra Italia, stavo guardando poco fa il video dell'incontro, un po' prima che si parlassero tutti insieme, l'incontro diciamo così più privato tra Meloni e Trump. Insomma, il video di Trump era un pochino più serio stavolta, non era scanzonato come sempre quando vede la nostra premier, e questo incontro, dicono le fonti ufficiali, è stato un incontro di chiarimento dove si è ribadita l'unità dell'Occidente. Come ha visto i due protagonisti? Abbiamo pochi minuti ancora e chiudiamo con questi due friends speciali. Sì, no, Trump in questo momento ha interesse a riallargare quel consenso nell'area, diciamo che per questa vicenda dell'aggressione all'Iran dal 28 febbraio aveva in qualche modo perso, perché aveva dimostrato risentimento per scelte che diversi leader occidentali avevano adottato. E anche risentimento verso la Meloni, no? Verso Meloni. Sì, ma non credo che poi fossero da parte sua un aspetto personale. È sempre il modo in cui Trump agisce, cioè dobbiamo ricordare la persona di Trump, no?
come definiva lo stesso personalità. suo segretario di Stato nel 2016 durante le primarie repubblicane prima che le vincesse, come definiva la sua antagonista nelle primarie del 24, in cui, diciamo, pur avendola nominata ambasciatrice all'ONU. Quindi il suo atteggiamento è un atteggiamento, come dire, sempre più da imprenditore piuttosto che da tycoon, politico. Quindi, diciamola sì, così, dipingiamola è così, quello, diciamo, da tycoon. è un atteggiamento al quale dovremmo essere abituati. L'importante, diciamo, è che all'interno di questo scenario si sviluppi la capacità poi di mantenere una sequenzialità ininterrotta. Quindi lo stesso Trump ha interesse. Noi li ricordavamo come il semestre di presidenza del Canada del G7 era un semestre che era iniziato con toni molto diversi, con una fortissima anche come dire, polemica, difficoltà sulla vicenda della Groenlandia, che come purtroppo molti dei ghiacciai ne abbiamo parlato proprio qui con lei, mi ricordo molto bene, sì, esatto, sulla Groenlandia. si è completamente rarefatta in questo momento. Quindi prendiamo atto che può esserci un nuovo inizio, vediamo poi effettivamente però quale sarà in concreto l'accordo che hanno siglato l'Iran e gli Stati Uniti, perché non lo sappiamo. Sicuramente il Pakistan non può dire che vincola Israele, dovrebbe essere Israele a dirlo, ma in questo momento Netanyahu ha altri problemi che sono soprattutto quelli legati alla sua rielezione e la vicenda giudiziaria, che è tutt'altro che banale. E allora sono le 16:56, chiudiamo perché abbiamo 3 minuti che abbiamo sforato prima, siamo in tempi giusti, squisitamente milanesi. Io, professor Petricone, la ringrazio, la Grazie saluto, abbiamo tracciato credo un punto geopolitico abbastanza cospicuo, no? E abbastanza anche pesante, però con lei diciamo abbiamo cercato di capire ancora meglio. La ringrazio, la saluto e ci si ritroverà qui su Radio Libertà a Rumore presto. Sempre un piacere, grazie a voi, buon pomeriggio. A presto. E allora saluto tutte voi ascoltatrici e ascoltatori e ci ritroviamo, se volete, se vi fa piacere, martedì prossimo, stessa ora, stessa trasmissione, stessa radio, stessa conduttrice. A presto, a martedì. Avete ascoltato Pop Economia.